C'è un'ondata di maltempo davvero molto forte, soprattutto in Emilia-Romagna e in Toscana. Scuole chiuse in molte regioni, blackout e brusco calo delle temperature. Il maltempo in queste ore sta flagellando l'Italia da nord a sud. Le nevicate abbondanti anche a bassa quota hanno mandato il traffico in tilt. Disagi per chi deve spostarsi, con la protezione civile che ha raccomandato di mettersi in macchina solo se strettamente necessario. Qui siamo in una frazione di Verona dove un automobilista è rimasto bloccato in mezzo alla neve. Vento e neve. La costa adriatica, qui siamo a Cesenatico, sta facendo i conti con forti mareggiate. A Trieste la Bora soffia a 100 km/h. Nel Lazio il pericolo maggiore arriva dagli alberi e dai rami caduti sulle strade. In Campania vento e mare grosso stanno creando difficoltà nei collegamenti con le isole. Qui siamo a Ischia. La situazione più critica rimane quella sull'Appennino centrale. Le abbondanti nevicate stanno creando problemi alla circolazione. Fra l'Emilia-Romagna e la Toscana sono ancora molte le abitazioni senza luce, perturbazione che si sta spostando verso il centro-sud. Codice rosso in Abruzzo, in alcuni comuni del Pescarese le scuole domani resteranno chiuse. Non va meglio in Sardegna, ha nevicato nel Nuorese. Grandine e gelo anche in Sicilia. Tra uragani e